Seconda giornata qui allo stadio Ferrando di Cornigliano. In campo si sfidano Genova Calcio e Vado. Entrambe le compagini vengono da due passi falsi. Il Genova ha perso Santa Margherita e il Vado ha toppato l'esordio in casa per 1-0 con il Pietra. Tutte e due le squadre quindi vorranno un riscatto immediato per ambire subito la testa della classifica. Al quarto d'ora, prima occasione per la Genova Calcio con questo tiro al volo di Venturelli da calcio d'angolo, potente ma che non inquadra lo specchio. Nuova occasione 2 minuti dopo con il Lardo che si gira bene. Questa volta il tiro è preciso ma non abbastanza potente. Iliante blocca. Alla mezz'ora Di Pietro è costretto a uscire dopo un brutto colpo alla gamba, sostituito da Righetti. Ancora Genova Calcio in questo primo tempo. Romei sfrutta bene il cross dalla fascia, il suo tiro di testa trova però i guantoni di Iliante, ben posizionato, che blocca. Mancano pochi minuti al duplice fischio e i biancorossi provano ad andare a riposo in vantaggio con Venturelli, prima con un tiro da fuori stoppato da Iliante e 2 minuti dopo con un tiro al limite dell'area su cui l'estremo difensore ospite è costretto a rifugiarsi in angolo. Al 45esimo fallo dubbio in area del Vado. Con l'ausilio della Moviola possiamo sviscerarlo meglio. Secondo tempo, movimento ad accentrarsi di Ilardo col numero 10 che si smarca bene trovando lo spazio per il tiro, che però calibra male. Si fa vedere in avanti anche il Vado con Metalla che riceve bene in aria e scarica il tiro, che non c'entra il bersaglio. Equilibrio che resiste ma Vado che sembra più propositivo in questa ripresa. Azione corale nata da un contropiede della Genova Calcio. L'1-2 favorisce Costa che finta il tiro smarcandosi dall'avversario. Il numero 4, trovatosi solo davanti al portiere, invece di puntare il primo palo punta il secondo, tirando di poco a lato. Gol divorato dai biancorossi. Partita che si sblocca all'ultimo minuto. Venturelli sfrutta l'assist che arriva dalla fascia, difesa rossoblu che ormai ha la testa negli spogliatoi e che lascia il numero 11 solo davanti all'estremo difensore. 1-0, gol cercato e voluto che libera i padroni di casa dai rammarichi che avrebbe portato un pareggio a reti bianche. Finisce con questa azione la partita. Vittoria all'ultimo minuto per la Genova Calcio, 1-0 risicato ma che porta in dote i 3 punti.